La bellezza e la magia dell'isola di San Servolo a Venezia hanno fatto da cornice alla Korea Events and World Ceremony, una giornata organizzata dall'ICDI, l'International Culture Development Institute, un ente internazionale affiliato al Ministero della Cultura e dell'Istruzione della Corea del Sud, impegnato nella divulgazione dell'arte e della cultura nel mondo. Ricco e intenso il pomeriggio alla Palazzina Grecale di San Servolo. L'ICDI è infatti anche il promotore di Movie Making Experience, un festival legato ai giovani e alla produzione cinematografica di cortometraggi. A presenziare la cerimonia Silvia Lim, direttore artistico dell'International Culture Development Institute, assieme a Yan Wang, segretario generale del Comitato Mondiale per la Pace. È stato il dialogo tra la regista italiana Ilenia Politano e il regista emergente coreano Boom Young Park a dare l'inizio alla cerimonia. Movie Making Experience è alla prima edizione, direi anche un'edizione zero, perché è veramente un'idea nuova e l'idea è quella di portare sull'isola dei filmmaker, degli sceneggiatori, degli attori che vogliano insieme nell'arco di una settimana partire da una suggestione visiva, che è quella che noi proponiamo con la mostra dell'architetto di Roma Tommaso Marenaci, appunto, che tratta il tema dell'abitare l'immagine, quindi diciamo varie declinazioni dell'abitare, che possono essere appunto abitare degli spazi esteriori, interiori. Il cinema, sappiamo, può prendere ispirazione da qualsiasi cosa, no? Può essere da un battito di ciglia o da una grande immagine, e quindi l'idea è proprio quella di fare del cinema indipendente però insieme, quindi la sfida è anche quella che le persone che da domani arriveranno qui non si conoscono tra loro, quindi in realtà lavoreranno in squadra. Per esempio i registi troveranno un gruppo di attori tra i quali dovranno scegliere i loro attori, quindi non è che hanno un parco enorme, cioè dovranno comunque relazionarsi con le persone che sono venute qui con lo stesso scopo, cioè quello veramente di fare un'esperienza. Per questo l'abbiamo chiamato Movie Making Experience, perché lo scopo non è solo quello di produrre dei cortometraggi da far girare nei festival, quindi fare dei prodotti artistici, ma è proprio quello di fare un'esperienza insieme. Quindi ci sono i docenti della scuola d'arte cinematografica Florestano Vancini di Ferrara che seguiranno questi ragazzi sia in tutti gli ambiti, quindi nell'ambito prettamente registico, di sceneggiatura e di set, e poi anche la parte di acting, quindi un gruppo di giovani attori che saranno allenati e poi si troveranno questa sceneggiatura appena scritta, fresca, e dovranno comunque misurarsi con la telecamera, con dei giovani registi e offrire la loro arte proprio in quel momento. Quindi non ci sarà il tempo di fare 3000 ciak o di studiarsi la parte molto prima, diciamo è tutto molto estemporaneo, no? Proprio per dimostrare che il cinema comunque può nascere da una suggestione e si può arrivare al prodotto finito in maniera, cioè veramente in maniera collaborativa, quindi creando questa tribù del set. Poi è toccato la magia del violoncello del maestro veneziano Beppe Barutti, che con una poesia accompagnata dalle note ha incantato i presenti.
scelto, ho deciso di regalare un piccolo intervento musicale, perché la musica esprima quello che è un linguaggio universale, anche se ormai è banale la frase, però è molto funzionale. E ho anche composto una poesia del mio carissimo amico Dario Meneghetti, che è un grande poeta. Unendo la parola con la musica ho cercato di esprimere quello che manca al giorno d'oggi. È un'occasione speciale e spero di aver allietato un po' di cuori, ecco. In attesa dei Korea Awards, che hanno premiato enti e personalità che in Italia e nel mondo si sono distinti nell'ambito della cultura, dell'arte, della tecnologia e dell'informazione, in passerella si sono visti i gioielli di Yem Yoon-ji, stilista di fama internazionale. Le splendide ragazze hanno sfilato indossando creazioni della designer coreana, una delle premiate poi con i Korea Awards.
La palazzina grecale dell'isola di San Servolo si è trasformata in un ponte ideale tra due culture, quella veneziana e quella coreana, all'insegna della musica, del cinema, della pace e dell'arte, grazie all'organizzazione dell'ECDI, la cui responsabile europea è Anna Barutti, pianista veneziana. ECDI ha sede a Seoul. La presidente è Silvia Lim ed è una persona che si dedica particolarmente alla diffusione della cultura coreana, non soltanto, ma accoglie moltissima, delle persone giovani che vogliono studiare qui in Europa. È un veicolo proprio di trasmissione e fa da ponte tra la nuova generazione coreana di studenti, in particolar modo di musica, e l'Italia. Quindi abbiamo in programma, in progetto dei bilateral agreement con delle istituzioni della città. Abbiamo in progetto l'implementazione dell'attività di ECDI, che consiste anche nel sostegno di 7 orchestre giovanili lì in Corea, che consiste anche nel fare e promuovere dei concorsi internazionali, di fare concerti naturalmente, ma anche di occuparsi, di manifestazioni di questo tipo. Questa è la prima volta che viene effettuata una cosa di questo tipo, tutto a carico veramente degli interessati, ovvero di Silvia Lim e del grandissimo Jae Wang, che ha sostenuto anche economicamente questo sforzo. Sono venuti in 15 dalla Corea, hanno portato i vestiti, hanno portato questi gioielli meravigliosi di Ye Myung-ji, che è una design fantastica secondo noi da conoscere. Hanno portato anche delle opere di un pittore che si chiama Kusoko, che speriamo di avere con noi nel futuro qui a Venezia, perché lavora con quello che è la memoria storica della pittura e della scrittura a sumi, ovvero fatta con l'inchiostro, e magari dopo possiamo inquadrare anche una sua opera, e quello che è il segno contemporaneo, l'energia del vivere contemporaneo a contatto con la memoria storica. Ecco cosa ci lega tra Seoul e Venezia. C'è questo legame eccezionale fra quello che è il tessuto storico straordinario che ha Venezia naturalmente, ma anche quello che ha Seoul, con una cultura delle volte anche pervasa e delle volte anche invasa da altre forme di civiltà, e quindi invece ha da rappresentare tantissimo. Non dico che non sia tanto conosciuta, perché in fondo il cinema coreano, con i grandi rappresentanti dell'ultima generazione, è veramente ben rappresentato qui. Si è parlato anche del Movie Making Experience, il festival legato ai giovani registi e al cinema, in programma fino al 2 novembre a Venezia, sempre nell'isola di San Servolo. Sono molto felice di riuscire a tenere insieme queste cose per realizzare appunto un progetto che coinvolge diverse culture, come appunto quella coreana, ma anche la realtà, se vogliamo calarci più nel territorio italiano, veneziana e romana, perché il progetto che noi abbiamo dedicato e che il CDI è sponsor di Movie Making Experience, che sarà la prossima settimana. Quindi Movie Making Experience è una produzione romana e veneziana. Sembra semplice, ma in realtà realizzare un progetto, non avendo una sede fisica in cui concretizzare tutto, banalmente anche un ufficio, quindi siamo proprio una start-up, è il primo anno che diamo vita a questo progetto, è stata veramente tosta. Il momento clou della cerimonia è stato l'assegnazione degli Awards 2019. A ricevere il premio Ye Myung-ji, la stilista di fama internazionale già applaudita durante la sfilata dei suoi gioielli, ma anche la violinista veneziana Bruna Barutti, il pianista Igor Cognolato, il cui premio è stato ritirato dalla figlia perché il padre era impegnato in una tournée all'estero, il regista emergente coreano Bum Yoon Park e Ilenia Napolitano, regista italiana, ospite assieme al collega coreano nella prima parte della cerimonia. E un premio anche a Radio Veneto 1 e al suo direttore Roberto Ghizzo, con una motivazione speciale. Il Korea Awards 2019, promosso dall'ECDI di Seoul, affiliato al Ministero della Cultura della Corea del Sud e dal CWAP, Comitato Internazionale per la Cultura e la Pace nel Mondo.
Veneto, Corea del Sud Italia, viene assegnato a Radio Veneto 1 nella persona del direttore responsabile Roberto Ghizzo per il lavoro di informazione, produzione, diffusione anche attraverso le nuove tecnologie web, di eventi per la promozione della cultura del lavoro e della musica veneta e non solo. La cerimonia si è conclusa con un altro omaggio musicale. Le artiste coreane Ira Park, mezzosoprano, e Jamrock Park, soprano, due voci che hanno incantato i presenti e strappato tanti applausi.